al Colosseo. Il primo giorno Scajola ha detto non posso dire niente perché c'è il segreto istruttorio, cioè che è un modo strano di difendersi, voglio dire, ti accusano di rubare, rispondi è un segreto, non posso parlare, come è un segreto, dimmi se rubi o non rubi. Uno dovrebbe dire non è vero, invece dicono è un segreto, che è già uno strano modo. Non so, io se mi accusassero di rubare direi non è vero, non direi segreto di Stato, come segreto di Stato. Lo saprai tu, no? Se rubi o non rubi. Dov'è il segreto? Dice no, per rispetto della magistratura preferisco non parlare. Questa gente del rispetto della magistratura. T'hanno accusato di rubare, sei un ministro. Secondo giorno ha detto non vorrei che ci fosse un complotto dei poteri forti, non si sa quali poteri siano più forti di quello rappresentato da un governo che comanda praticamente dappertutto. Poi ha taciuto per alcuni giorni, poi ha dato un'intervista in cui definiva questa casa da 250 metri con vista sul Colosseo un mezzanino, dove c'è una portaerei sul Colosseo, un mezzanino. Non ha funzionato neanche quella. Allora ha convocato la conferenza stampa e ha detto non posso accettare di rimanere ministro un minuto di più col sospetto che casa mia l'abbia comprata un altro. Anzi, l'abbia pagata un altro per me senza dirmi niente. Un sospetto non posso accettare. È una vergogna. Devo liberarmi dagli impegni ministeriali perché devo indagare su chi è stato. Chi ha osato pagarmi la casa senza avvertirmi? Perché se lo trovo gli faccio un culo così. Questo è il succo della conferenza stampa. Guardate che è una cosa inaccettabile se ci pensate. Uno non può distrarsi un attimo che gli pagano la casa. Lasci aperta la porta, entra uno e mette 900.000 euro in 80 segni circolari e non lascia nemmeno un post-it con scritto sono stato io. Le indagini comunque stanno andando avanti bene. Siamo prossimi alla soluzione, sta per prenderlo. Appena lo prendo disdico il contratto di acquisto, che naturalmente non si può fare. Le sorelle Papa hanno ricevuto i soldi, per quale motivo dovrebbero riprendersi indietro il mezzanino? Quindi di fronte a una simile cazzata, persino gli elettori di centrodestra che si erano bevuti di tutto in questi 18 anni, veramente gli avevano raccontato qualunque cosa e si erano bevuti qualunque cosa, persino loro hanno avuto i primi dubbi, dici, forse questa no, Quindi vuol dire che l'asticella c'è, scavando un po' la si trova all'altezza di Scajola, detto sciaboletta anche perché è alto più o meno come il Presidente del Consiglio, ma però l'asticella c'era. C'è qualcosa che non accettiamo ed è un fattore di grande ottimismo e di grande incoraggiamento. È di lì, è da quella asticella lì, bassa bassa, che si deve ripartire. C'è qualcosa che non si può fare e non si può dire persino in questo Paese. È bellissimo scoprirlo. Lo dico perché io faccio collezione di alibi falsi. Mi diverto moltissimo a raccogliere dichiarazioni di politici che, presi con le mani nel sacco, dicono le cose più incredibili per giustificare quello che fanno. E di solito fino a questo momento gli era andata sempre bene. Ricorderete il caso del senatore a vita Emilio Colombo. Noi abbiamo una tradizione di senatori a vita veramente nobile. Abbiamo Giulio Andreotti, mafioso conclamato fino al 1980, è ancora lì. Perché sono i migliori, no? Li facciamo senatori a vita proprio per evitare che dimettendosi possano uscire dal Parlamento. No, a vita li teniamo quelli. Lui è prescritto a vita e quindi è senatore a vita. Bene, il senatore Giulio Andreotti è uno dei senatori a vita, il più prestigioso, diciamo. Subito dopo di lui, in termini di prestigio, c'è il senatore Emilio Colombo. Il senatore Emilio Colombo fu al centro di un caso di cronaca nera perché 4 o 5 anni fa si scoprì, indagando su un traffico di droga, che mandava gli uomini della sua scorta a comprargli la droga, nel senso che, avendo questo simpatico vizietto della cocaina, non è che andava a comprarsela lui, mandava la scorta a comprarla. Quindi immaginate, non so se fossero carabinieri, finanzieri o poliziotti,
arrivavano ai giardinetti dal pusher, quello alzava le braccia temendo di essere ormai spacciato, dice, m'han beccato, paziente, consegnava i polsi alle manette e quelli dicevano no, comodo, comodo, siamo qui per comprare, il senatore ha finito la dose. Quello respirava, tirava fuori la roba, quelli pagavano, portavano al senatore. È stata scoperta la cosa, Emilio Colombo disse: assumo cocaina da 2 anni a scopo terapeutico, senza aver mai spiegato quale malattia si curi tirando di coca, no? Che il naso chiuso di solito si cura col Vixinex, quindi non si capisce quali terapie del dolore curi la cocaina, però per scopo terapeutico. Qualcuno del ramo ha riso parecchio, gli altri non hanno fatto una piega, il senatore Colombo è ancora in Senato, è mummificato ormai, però è lì, ogni tanto fa, ed è il suo unico segnale di vita, però a scopo terapeutico naturalmente. Poi cacciano Morgan dal Festival di Sanremo, no? Per dire che è una vergogna questa gente che parla di droga. Quindi Emilio Colombo è andata. Poco tempo dopo, al Ministero delle Attività Produttive, c'era un sottosegretario, è un vostro corregionale per chi è siciliano, si chiama Micichè. Si scoprì che ogni tanto arrivava un tizio, un certo Martello, che entrava con della roba e usciva senza, no? È una specie di servizio pronto coca, come il pronto pizza, no? Portava direttamente dentro il Ministero. Indovinate per chi era la coca. Siccome l'indagine era dei carabinieri, lui disse che l'indagine era opera di carabinieri deviati. C'era una vittima dei servizi deviati, anche Micichè. Disse che lui non c'entrava niente. Dopodiché però si scoprì che questo Martello parcheggiava la macchina e prendeva la multa perché la parcheggiava in divieto, sempre sotto casa di Micichè. Però l'inchiesta fu tolta ai carabinieri e data alla Guardia di Finanza perché i carabinieri che avevano scoperto il servizio pronto coca erano deviati. E anche questa è andata, continua a far carriera, anzi è uno dei principali ispiratori della giunta dell'Utri Micichè Lombardo Cracolici, sapete questa cozzaglia di partiti, Fini, c'è anche Fini che appoggia la giunta Lombardo. Ricordo il caso di Pennisi. Pennisi è un consigliere regionale di Milano che viene beccato proprio il 17 febbraio di quest'anno, nel 18° anniversario dell'arresto di Mario Chiesa e dell'inizio di Mani Pulite. Pennisi decide di solennizzare la ricorrenza facendosi beccare con una mazzettina di 5.000 euro dentro un pacchetto di sigarette mentre stava cercando di buttarla, appena ha scoperto che l'avevano beccato, in un gabinetto. Ora, il precedente di Mario Chiesa, che buttò la sua di tangente in un gabinetto, tirò lo sciacquone ed esplose il cesso perché la tangente era troppo ingombrante rispetto alla capienza della tazza, avrebbe dovuto suggerire a Pennisi un altro modo per far sparire, cioè anche per scaramanzia, voglio dire, ma proprio nel cesso, ma col precedente che c'è, no? Quando l'hanno preso ha dato 6 o 7 versioni diverse a seconda dei giorni. Un giorno ha detto: non so perché ho preso questa tangente, mi meraviglio di me. Ha detto: sono stupefatto. Uno dice: ma se non lo sai te? Chiedeva agli altri, dice: secondo lei perché l'ho presa? Io non mi do pace. Si vede che era anche lui in terapia con Emilio Colombo, perché uno che riesce a dire una roba del genere. Dopodiché ha detto: mi serviva per la campagna elettorale. Poi ha detto: mi serviva perché era sotto Natale, dovevo fare dei regali di Natale. Ma tutto la stessa persona. La stessa persona. Il giudice verbalizza, poi lui ritratta, riverbalizza, regali di Natale, non so perché l'ho fatto. Si è dimenticato di dire: mi sono trovato 5.000 euro a mia insaputa in mano. Ecco, questo non gli era venuto in mente. Scajola non si era ancora appalesato e quindi l'alibi Scajola era ancora sconosciuto nel ramo del crimine. Adesso lo faranno tutti, ovviamente. Mariti sorpresi con l'amante dalla moglie che rientra anzitempo, invece di dire cara non è come tu pensi, che è la frase classica, diranno signorina cosa fa qui nel mio letto?
Si è intrufolata a mia insaputa, come si permette? Molestatrice. Poi c'è il caso De Luca. De Luca è il candidato del PD alle regionali. Sul fatto abbiamo fatto una piccola battaglia per chiedere al PD se era proprio il caso, per sostituire Bassolino, che ha un rinvio a giudizio per truffa alla regione, di candidare uno che di rinvieri a giudizio ne aveva 3. No? In nome della questione morale, naturalmente. La risposta è stata sì, è un po' così, però è un candidato forte. Infatti ha perso. Contro un certo Caldoro. E De Luca va in televisione e quando gli si ricorda i suoi precedenti, i suoi rinvii a giudizio, la sua condanna in primo grado per smaltimento abusivo di rifiuti, eccetera,